La bilancia segna 24,9 grammi, è questa la ciliegia più grande del mondo. Il frutto dei record appartiene ad una varietà recente, la Sweet Saretta. Grande come un'albicocca, supera di gran lunga il primato assegnato a una ciliegia cilena. È stata senza dubbio un'emozione perché non ci aspettavamo di trovare delle ciliegie di certi calibri. Ci attestavamo più o meno dai 15 ai 20-21 grammi di peso e dai 3 centimetri di diametro, però questa ciliegia ci ha veramente stupito e l'abbiamo vista subito ad occhio nudo. E poi una volta pesata abbiamo scoperto che era effettivamente grandissima e quindi abbiamo detto cavolo, guardiamo quanto è il record, e da lì abbiamo scoperto di averlo superato, quindi abbiamo detto dai, è anche una soddisfazione per l'azienda, insomma. A raccoglierla per prima dall'albero, emozionata e stupita, è stata Selene. Appena raccolta è stata subito una grandissima emozione e per le sue dimensioni poi ho capito che era una ciliegia da record. Da 4 anni nell'azienda di paese i fratelli Sebastiano e Selene Zanoni, 25 anni lui, 22 lei, hanno dedicato questo ettaro di terra alla coltivazione dei ciliegi. Poco meno di 400 piante in un impianto all'avanguardia in grado di proteggere il frutteto dal maltempo e dagli insetti infestanti. E abbiamo dei teli antigrandine, dei teli antipioggia e delle reti antinsetto, appunto per evitare i trattamenti ed evitare l'azione della pioggia di cracking della ciliegia e di rovinare ovviamente la pezzatura. Però con questi teli ne aumenta anche il diametro, il peso, le qualità, la presenza dello zucchero. La ciliegia non ha ottenuto la certificazione per entrare nel libro dei record. Forse l'anno prossimo lo potremo fare, ha detto Sebastiano, così ridaremo all'Italia questo primato già detenuto in precedenza. Innanzitutto, una volta raccolta la ciliegia perde circa 1 grammo al giorno e una volta fatta la domanda i giudici sarebbero venuti fuori a controllare nel raggio di 5 giorni, quindi avrebbe perso di sicuro il primato. Ci dispiace un po' per non aver ottenuto la certificazione, però dai, prossimo anno punteremo di sicuro a questo record.